Da domani a Longarone il via a una serie di iniziative che accompagneranno la comunità fino alla ricorrenza del 50° anniversario del disastro del Vajont, un incontro internazionale dedicato alla geologia, ma anche un presidio a Erto e Casso nel fine settimana, notti bianche della memoria, la vita prima del profitto. Domenica la giornata del superstite con il raduno presso il cimitero di Fortogna, poi la messa. Lunedì una seduta straordinaria del Consiglio regionale convocato nella sala consigliare del Comune, giornate intense e ricche di emozione per ricordare le vittime di un disastro immane che rimane impresso in modo indelebile nella memoria. Per la comunità di Longarone questo è un anno sicuramente importante e significativo, perché sono passati 50 anni dalla tragedia del Vajont che ha segnato in maniera indelebile questo nostro territorio, questa nostra gente. Sono morte 1910 persone e abbiamo il dovere di ricordare e soprattutto di raccontare anche alle giovani generazioni quella che è stata questa tragedia, che nel 2008 l'ONU ha dichiarato il più grande disastro mai esistito provocato dall'uomo di cattiva gestione del territorio. Quindi quest'anno è importante per cercare di dare dei segnali e degli strumenti anche alle amministrazioni locali per guardare con attenzione a quello che è il territorio che deve essere gestito. Quindi dovremo cercare di fare prevenzione, attenzione a tutto quello che viene fatto e poi sicuramente è un anno in cui noi dovremo attestare la nostra gratitudine e riconoscenza a quanti hanno aiutato questa comunità a rinascere e a risorgere dove praticamente era stata completamente distrutta.